La provincia di Treviso seconda in Italia per servizi agli over 65, mentre per bambini e giovani la situazione non è poi così rosea. Qualità della vita, la quinta edizione delle classifiche stilate dal Sole 24 Ore per fasce d'età traccia ancora una volta una marca in chiaroscuro. Ottimi gli indicatori per gli anziani, dall'aspettativa di vita ai posti disponibili nelle RSA ai servizi sociali. Treviso è seconda in Italia, solamente a Bolzano, e stacca nettamente Trento, che è terza. Ben vengano le classifiche, per l'amor di Dio, si tende magari ad enfatizzare, ed è oggettivo, che siamo la seconda provincia d'Italia per qualità di benessere per gli over 65 e questo è molto positivo, ci dà degli spunti per poter prendere atto su indirizzi che possano farci in qualche modo risalire la classifica rispetto appunto alla qualità della vita dei giovani piuttosto che alla qualità della vita dei bambini. Dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni, si paga lo scotto anche qui, come d'altronde in tante province d'Italia, dell'inverno demografico e di una riprogrammazione da tenere in considerazione a medio-lungo termine. Se si parla di bambini, entro i primi 10 posti la marca piazza un paio di parametri: è quarta in Italia in senso virtuoso per delitti commessi sui minori, sesta come tasso di pratica sportiva tra i più piccoli. Peggio va con i giovani, Treviso è solo 55esima. Paola Roma, presidente dell'associazione Comuni Marca Trevigiana, parte tuttavia dal dato più positivo, il terzo posto nazionale, quindi tra i più bassi del paese, per disoccupazione giovanile. Non abbiamo questa discrepanza rispetto ad altri territori e quindi bene, perché anche nelle pubbliche amministrazioni abbiamo necessità di avere questi ragazzi. Noi lo vediamo attraverso i volontari del servizio civile che poi attraverso il corso-concorso possono lavorare all'interno delle amministrazioni pubbliche. La pagella relativa ai giovani riporta tuttavia dati su cui riflettere. Provincia di Treviso 73esima quanto a imprenditoria under 35, 82esima quando si parla di incidenza degli affitti sul reddito, 90esima in Italia come percezione di insicurezza. Dopo il Covid abbiamo avuto un tracollo per quello che sono le necessità nei confronti dei giovani. Il disagio giovanile ha preso sicuramente ad occupare una grossa parte di quelli che sono gli investimenti non solo economici dei comuni, per cui è un'indagine assolutamente comprensibile, ma sappiate che ci stiamo dando da fare anche per cercare di sistemare, ecco, le classi che stanno peggio.